Oggi riciclo tutto quello che ho nel frigorifero. Innanzitutto la pasta sfoglia, i peperoni, la mozzarella, qualche salsiccia e vi faccio vedere. Venite a presa a me, pigliate carta e penna. Ieri mi sono rimaste 2 mozzarelle che buttava qua e che buttava là. Agittiamo un bechì. Le taglio a fettine sottili e le dispongo così nel rutiello, una alla volta. In questo rutiello ci ho steso la pasta sfoglia. Adesso aggiungo dei peperoni che mi erano avanzati, peperoni che ho fatto in padella. Ecco qua. Aggiungo qualche pezzetto di salsiccia sbriciolata. Ci metto anche qualche scaglia di parmigiano, scagliette di parmigiano abbondate che si sono mettute su trovate. Ecco qua, bella piena piena. Adesso la vado a chiudere, ci metto il cappello, a pizzico cappiello. Dopo che l'avete chiusa bene, un filo di olio spray sopra oppure un po' di olio normale con un pennellino, così. Adesso in forno a 175 gradi per 45 minuti. Invece qui mi era avanzato un pezzo di impasto di pizza e dei pomodorini che si stavano imbracicando. Mo li taglio e faccio una bella marinara. Pomodorini, origano, aglio, olio e basilico. Adesso in forno e stanno tutte e due alla stessa temperatura. 10 minuti prima che la togliete dal forno ci spalmate un bell'uovo, ci spennellacciate un bell'uovo sopra così e la rimettete di nuovo in forno per altri 10 minuti. Ecco qua, sono pronte tutte e due. Assaggiamo la marinara. Assaggiamo questa qua con i peperoni. Questa qua di peperone squisita. E mo buon appetito a tutti quanti.